Signori, ben trovati da Sammy Varin, RPL, Radio Padania Libera, in diretta ogni martedì dalle 13:10 alle 14, la replica il sabato sera dopo le 20:30, il collegamento settimanale col territorio, con le buone vibrazioni del territorio, salutando chi ci segue in diretta e potrà entrare in diretta da questo momento chiamando 0266203529 oppure tramite sms al 346 642 7756, ma salutando anche chi ci segue nella replica del sabato sera seguitissima, perché uno si sta preparando per uscire, cosa faccio stasera, gnignero gnigne, e intanto ascolto qualcosa di nuovo su Radio Padania. C'è anche lo streaming e prego il regista Colombo, che salutiamo dall'altra parte del vetro, di pizzarci il monitor. Ci vogliamo vedere nel monitor, è uno dei piaceri della vita, soprattutto perché oggi stranamente non sono in compagnia soltanto di esseri mascolini e pelosi. Una volta tanto abbiamo anche la femminuccia e c'è venuta a trovare Steffi, che salutiamo. Buongiorno a tutti, ciao Steffi. Dai, una volta tanto che abbiamo la femminuccia, e di là poi ce n'è un altro che non vedete ancora, ma tra poco ve lo annuncio. Ciao. Spostati un po' di guarda che carino, non è niente male però in TV. C'è anche sono fotogenico. Gianfranco Balestrini. A proposito di voglia di fare musica, signori, ognuno c'ha il suo progetto, ma entrambi hanno un progetto molto molto da palco, molto quasi uno per divertirsi, per fare allegria un po' fuori di testa, e l'altro per pensare, magari anche in versione musical. Infatti subito la Steffi mi ha detto: ma io lo mettiamo subito, facciamo un bel musical del progetto del Balestrini. Ma una cosa per volta, Steffi, scritto con 2 F e una Y finale, giusto? Sì, certo, nome d'arte questo. Diciamolo subito che la Steffi non la trovate ancora su Facebook, è una delle poche persone che poche. Lei lavora, fa serate, ma solo che non so da dove partire. Beh, prima di tutto, se ci seguite in diretta, andate sul sito radiopadania.org, sbirciate sul canale YouTube, così ve la vedete anche. La Steffi, che è una bella signorina, una bella presenza, è un po' troppo alta per me, ecco, c'è un problema proprio di altezza, però de gusti, poi è seduta in questo momento, va anche bene. Steffi, sì. Canti, ma fai anche di tutto nella vita, cioè da dove partiamo? Cosa sai fare? Infatti mi dicono: cosa fai nella vita? Io ballo e canto. Però mi dicono: che bella questa vita. Ma stai anche per aprire una palestra, mi pare. Sì, sto aprendo una palestra a Bollate, Body Music Art, sì, completamente mia e di una socia, Katia, che saluto vivamente. Ti sei buttata completamente nella voglia di divertire. Attinenza. Ti vuoi già iscrivere, Balestrini? Dico, a parte iscrivere, ma c'è attinenza, no? Balla, la palestra. C'è attinenza, sì. Cos'è? Body music. Body music art, infatti facciamo un po' di tutto, dalla danza, perché io insegno anche danza classica, moderna, aerobica, ginnastica posturale. Infatti questi saranno i corsi che terremo in questa palestra, che si aprirà prossimamente a Bollate, signori, alle porte di Milano, non lontano dalla sede di Via Bellerio. Praticamente, anche lo diciamo, chi è qua in zona nella pausa lavorativa può fare un giro e tenersi in forma. Ma poi la Steffi, signori, va in giro con l'orchestra. C'è anche un'orchestra. Sì, abbiamo un'orchestra, sì. Come si chiama? Roby e Steffi Band. La conoscono tutti come Steffi Band. Infatti Roby si arrabbia tantissimo perché dice: io chi sono? Roby è il maschietto. Roby è il maschietto, noi siamo un duo, ma possiamo essere un'orchestra da 6 a 8 elementi, e praticamente ultimamente c'è un po' di crisi, quindi siamo chiamati solo come duo. Si consuma meglio, mangia un panino, consumi poco, costi poco e va bene. Certo, scusa. La voce è la mia, e la fisarmonica che suona è proprio il maestro Barni Roberto, e che suona anche la tastiera, tra l'altro è bravissimo veramente. Ci sta.
Ci Sì, sta, sì. ci sta. Signori, per il Che momento saluto vivamente anche lui perché ci sta ascoltando. lo Ciao Roby, un salutiamo bacio! vivamente. Tra poco daremo anche i contatti, perché il bello di avere una platea così grande in questo momento come gli ascoltatori di Radio Padania è quello di segnare giù poi il contatto. Si organizza una festa, c'è un matrimonio, c'è un festone della Lega, e si segna giù che c'è l'orchestra di Steffi e Robby e Steffi che girano un po' ovunque li chiamiate. Tra poco daremo i contatti, ma adesso lanciamo nell'etere la canzone di Steffi, che ha voluto fare un pezzo un po' allegro per uscire, allontanarci Un po' dalla schifezza estivo. quotidiana. Noi poi qua parliamo spesso e volentieri di politica su Radio Padania e non ne abbiamo più, guarda, ne abbiamo piene le Presidente della Repubblica, che palle ragazzi. Allora, una volta tanto possiamo allontanarci da tutti questi problemi ascoltando qualcosa di divertente. Cosa hai pensato per fare un po' di allegria? Che canzone è mai questa? Allora, è una canzone che ho scritto in spagnolo, le musiche me le ha date il maestro Francesco Puglisi. Che salutiamo, Che Puglisi. salutiamo e mandiamo un bacione. Maestro Francesco Puglisi della New Promotion di Milano, proprio centro. Ed è un pezzo da ballare. È un pezzo ballabile, sì, è molto bello. Le musiche sono di Chris Cat. E lo salutiamo pure lui, che si è inventato qualche cosa di divertente e carino. Poi di questi tempi, te l'ho detto, ci vuole menarci un po' via. Manca il video ancora, ma si sa Manca il che video. qualcosa state preparando. Prossimamente sì. Non dico niente, so soltanto che ti ho condiviso su Facebook e non ti dico quanti mi piace sono venuti fuori. Signori, ascoltiamo il pezzo di Steffi!
che ti mena via, che serve per divertirsi, per una serata in discoteca o perché no anche mentre state facendo della bella ginnastica, magari proprio nella palestra che Steffi sta per aprire in quelle di Bollate a 2 passi da Radio Padania. Questo pezzo comunque si intitolava, come si intitolava? Coges la vida. Non ci sarei mai arrivato, Perché, non ci sarei mai arrivato. Perché tra tante cose brutte almeno si dice prendi la vita così, prendi la vita alla leggera, no, alla leggera no, è un po' brutto. Però prendi cercare la vita di sdrammatizzare. con gioia, di sdrammatizzare un po'. È vero, a volte esorcizziamo queste cose brutte. ci incazziamo troppo e ci prendiamo troppo sul serio, forse. Dobbiamo cercare un po' di scherzarci un po' su, e non è facile di questi tempi con le cose drammatiche che accadano. Steffi, signori, con 2 F e la Y finale, da cercare sui vari store digitali. Coges con la I lunga, Coges la vida, così si scrive questa canzone. In futuro arriverà anche... guarda, Balestrini si sta allenando. Vabbè, non dirmelo così, che mi metti in soggezione, veramente. Tra poco arriverà anche il video, è inutile dirvi che è una bella presenza come la Steffi, sicuramente il video sarà da guardare, ma attentamente, appena me lo fai avere lo condividerò con desiderio sulle nostre postazioni Facebook. Ma la Steffi artisticamente ne combina di tutti i colori. Cos'altro stai combinando dal punto di vista artistico? Sto combinando dei cortometraggi. Eccolo lì. Cortometraggi e praticamente anche degli sketch molto, molto simpatici, ecco. Ti hanno sbirciato quindi anche in TV, magari non lo sapevate, ma era lei? Sì. Su che canale sei andata? Sulla 7 abbiamo fatto un'intervista e poi è andata in onda un pezzettino del nostro corto e praticamente sono arrivate delle mail in redazione che piaceva il corto, praticamente il pezzettino che hanno fatto vedere, e hanno richiesto di vederlo intero. Però non c'era spazio in questa televisione, quindi si parla del mese di agosto, e hanno fatto andare in onda ogni giorno dalle 12:30 in poi un pezzettino di questo cortometraggio. Un tocchettino, non ti chiederò cosa si vedeva in questo cortometraggio, censura, non lo voglio sapere, ma chi ha orecchie per intendere intenda. Misteri, apparizioni, sparizioni. Senti, ma si parla anche di musical, tra le doti che hai. Ti piace organizzare anche questo genere musicale? Sì, certo, anzi volevo prima salutare Antonio Paolo Pini, che mi ha dato l'opportunità appunto di girare questi cortometraggi, che è il produttore, e poi sì, infatti io sono coreografa, quindi parto da una carriera come ballerina da quando ero piccola e faccio coreografie sia di videoclip che anche di musical. Infatti è uscito un nuovo musical che praticamente parla della risurrezione di Cristo, il risorto, e dove c'è un'orchestra dal vivo, ci sono tutti gli attori che sono bravissimi e c'è un gruppo di ballerini, di 11 ballerini, coordinati appunto da me, coreografati da me. Signori, come minimo bisogna fare coraggio a questa signorina che gira per cantare con la sua orchestra, ma anche per i musical. Diamo un contatto, Steffi, un contatto per chi voglia invitarti con la tua band a suonare. Chiaramente si tratta di musica ballabile, liscio, balli di gruppo, per allietare una vostra serata, e il 90% delle serate con le feste della Lega si chiaramente tratta di robe ballabili, ma poi vedete che c'è anche l'aspetto musical, ma poi magari avete bisogno di una coreografa per girare un video. Da cosa nasce cosa? Vai con i contatti. Allora, per quanto riguarda appunto Roby e Steffi Band, se volete contattarci, robertobarni.b@libero.it, e se volete vi do anche il contatto Facebook, che è appunto Roberto Barni, e poi vi do anche il numero di telefono. Assolutamente eventualmente, se ci volete passare una bella serata in compagnia e ballare con la mia voce, allora 348 49 31 559. Ripetiamo: 348 49 31
559. Grazie a Steffi, signori, ci ritroviamo tra pochissimo con il Gianfranco Balestrini. Grazie Steffi! Grazie a tutti, arrivederci, buona giornata. Il mondo è in saldo. British Airways ha delle eccezionali offerte con fantastiche tariffe per centinaia
I canzoni del marciapè, Il canzone signori. del marciapè. Intanto volevo dire, Sammy, che questo progetto ha un fine anche, lo so che oggi tutti parlano di beneficenza, cioè questo però è vero, perché l'autore di questo progetto, che si chiama Edoardo Fiorini, E che salutiamo, ciao Edoardo, un E che altro salutiamo. pazzo furioso, cioè questi sono vulcanici, hanno le idee più strane e strampalate, però è un grande. esatto, Cosa sì, vuoi fare? lui ha tradotto tutto, i Beatles, Sono quelli che hanno tradotto i Beatles in dialetto milanese, CD andato a ruba. le Vai. canzoni di Natale. Buon Natale chi a Milan, CD andato a ruba. Esatto. Lui, questo Edoardo Fiorini, appunto, che ha fatto tutte queste traduzioni, insomma, ha deciso di aiutare un'associazione da lui fondata che si chiama Palinuro, che si occupa dell'informazione, scusate la raucedine, dell'informazione delle persone che vengono colpite da questa brutta malattia che si chiama tumore alla vescica, insomma, tutto quello che fa parte dell'urologia, no? Bello E importante. in questa associazione, sì, sarebbe meglio se non ci fossero certe malattie, però sarebbe meglio però che purtroppo si ci potesse sono, fare qualcosa di e più. allora questa associazione si occupa appunto della informazione di questi pazienti sia durante la terapia che poi dopo la terapia, insomma, e anche prima, insomma. Diciamo che è un'associazione di informativa di queste persone che vengono colpite purtroppo da questo brutto male. Un E allora motivo in tutto il più. ricavato delle vendite va. Un motivo in più, signori, per cercare questo doppio CD, i canzoni del marciapè, negli studi di Radio Padania, alle feste dove compare il banchetto di Radio Padania, nei pranzi di Radio Padania. Il primo ci sarà domenica 8 febbraio a Milano, al ristorante Il Galette, che si può ancora prenotare. C'è un numero di telefono 339 6395 685 che potete ancora comporre. Ma poi saremo l'8 di marzo a Gazzada in provincia di Varese, poi in aprile saremo nella Bergamasca, in maggio saremo in provincia di Pavia, poi arriverà il Veneto, poi arriverà il Piemonte, l'Emilia Romagna. Chiaramente il 28 di febbraio saremo alla grande manifestazione della Lega a Roma in Piazza del Popolo a partire dalle ore 15. Anche qui avrete un banchetto di Radio Padania dove trovare la musica introvabile nei negozi e purtroppo difficile da ascoltare anche sulle altre emittenti. Ecco, per concludere, che questa associazione, volevo dire, appunto, fa capo all'Istituto dei Tumori di Milano. Basta. Poi l'idea di fare le canzoni del marciapè è un'idea di questo Edoardo, che lui, cioè, come ha avuto l'idea di tradurre i Beatles, ha avuto l'idea di fare le canzoni di Natale in dialetto milanese, adesso si è messo, appunto, gli è venuta l'idea un paio di anni fa, e adesso tra l'altro ce n'è in cantiere un'altra. Ce n'è in cantiere un'altra. Dai, anticipa un po', perché anche qui, signori, chiederemo i CD. L'ultimo progetto è il Milanese Symphonic. Praticamente sono le grandi melodie classiche, alcune che sono state già cantate e tradotte, e mentre quelle non cantate con un testo ex novo sempre in dialetto milanese. Fantastico. O lingua milanese. Quindi per dire l'esempio, tipo il famoso refrain di Vecchia Romagna, etichetta nera, sarà una di quelle. Il brandy che crea un'atmosfera di Beethoven, romanza in fa maggiore. Poi ci sarà la marcia turca cantata in milanese. Poi ci sarà la marcia turca di Mozart, l'aria sulla quarta corda di Bach. Sono pazzi. L'adagio di Albinoni. Non ce n'è uno normale qua, signori, però sono progetti assolutamente belli, che ci piacciono e soprattutto che trasmettono cultura, perché la lingua e il dialetto è cultura, è un patrimonio che non va perduto e va trasmesso ai nostri figli e ai nostri nipoti, anche utilizzando questi mezzi che sembrano sciocchi, tradurre un pezzo famoso in dialetto, ma che avvicinano tantissima gente. Che poi, tra l'altro, questo CD, Canzone del Marciapè, che è un doppio CD, sono 2 CD, perché siccome sono parecchie canzoni, su un CD non ci stavano, c'è anche un libro, cioè praticamente originariamente è annesso a un libro
con tante illustrazioni, appunto con disegni, e c'è anche una storia, una piccola storia, che vuol dire che non è solo un CD ma è anche un libro. Fammi sentire un'altra canzone, i Canzun del Marciapè, Balestrini e Fiorini. Splendide voci, bravissimi artisti. Intanto volevo ricordare che questa canzone, la voce è quella di Daniela Ferrari. Complimenti, un progetto che merita attenzione, questo, il Canzon del Marciapè. Praticamente si parla di prostituzione, le vecchie case chiuse, e ti dicevo prima, microfoni chiusi, se, visto che con il referendum non ce l'abbiamo fatta, perché la Lega ha portato avanti un referendum per cancellare la legge Merlin e ufficializzare, regolamentare, tassare
la prostituzione. Beh, in futuro se si fa una proposta di legge o qualche cosa, io ci farei addirittura un musical. Abbiamo già le canzoni, meglio di così sarebbe fantastico. Scherzi a parte, Mentre veramente complimenti. il gruppo di prima, quella jazz, quella Dixieland, era la Nota Jazz Band. Che Perché tra salutiamo. l'altro che salutiamo tutti, che questo perché volevo appunto dire che questo è un CD fatto di tanti artisti, non è Tanti amici che abbiamo ritrovato poi una decina anche nel Buon Natal chi a Milano, eccetera. Esatto. Tanti artisti che ritroviamo e che ritrovate voi ascoltatori di Radio Padania in questa che è un'operazione culturale importantissima. Si parla di un problema certamente che va risolto, la prostituzione. Si prende famosissime canzoni internazionali, soprattutto francesi, in questo CD, le si ricanta in lingua milanese e si pensa e si trasmette cultura. E io posso soltanto, caro Balestrini, dirti grazie, ma ricordiamo un numero di telefono, perché questa musica la trovate sì alle feste di Radio Padania, nei pranzi, nelle cene, alle grandi manifestazioni della Lega, ma per fargli i complimenti a Balestrini c'è un numero di telefono che voglio che tu dia. Esatto, allora, perché oltre al CD c'è anche uno spettacolo musicale, una kermesse canora. E il Balestrini poi, tra parentesi, viene in giro a suonare con la sua fisarmonica, che è una cosa stupenda, tutta roba in lingua, guarda, c'era subito il Polli come un rapace, il Polli come un rapace, Polli come un rapace, esatto, e prende subito in mano il CD e quello non te lo molla più. Allora il numero mio è il solito 335 5282 520. Ripetiamolo: 335 5282 520. Non dico niente, ma visto come ti guarda il CD mi sa che ti vuole subito accalapiare per qualche minuto nella sua trasmissione. Giovanni Polli tra pochissimo. Ringrazio Gianfranco Balestrini, ringrazio Steffi, grazie per essere passata da Radio Padania. Un grande applauso a voi, a ciao a tutti.